Settember gefüße semper, cioè settembre ci fosse sempre, avessimo sempre settembre o fosse sempre settembre. Certo, i mesi dell'anno sono 12, è bene avere tutti i mesi, tutte le stagioni, ma il popolo, con un detto raccolto da Francesco Cherubini nel suo vocabolario milanese italiano, riconosceva a settembre il fatto di essere un mese con tanti frutti. Infatti lui dice Settember gefüße semper, è mese tutto frutto il settembre, uva, mele, pere, fichi, tante verdure, tanta frutta, tanti prodotti della terra che chiaramente per la gente, e come sempre ricordiamo che i proverbi che abbiamo nel milanese del Brianzolo sono per lo più di origine contadina, quindi il riferimento è proprio alla stagione autunnale che porta un sacco di frutti. Quindi settembre è un mese che dovrebbe durare di più, o comunque è un mese che porta tanto frutto. Oggi in che è l'ultimo sabato di settembre, però vediamo un pensierino anche ai Dutour. Perché? Perché che i santi Cosme e Damiano sono i patroni, i protettori dei medici, infatti di Dutour non nel senso di dottori in genere laureati come i Dutour in Lech o altri titoli di studi, ma proprio i Dutour in medicina, sui quali poi il milanese, così come tanti altri dialetti, ma anche la lingua italiana, ha tanti detti, ha tanti modi di dire per riconoscere ovviamente il loro impegno. Poi in periodi come questo sappiamo che i medici hanno dato prova di grande dedizione, ma lo danno sempre, e oggi sono i loro santi patroni, cioè Santi Cosme e Damiano. Quindi gefemi auguri ai Dutour, e pensando appunto che questa ricorrenza di questi santi patroni cade proprio in questo mese, diciamo che anche per loro speriamo che ci siano frutti per loro e per i loro assistiti. Settember gefüße semper.